con un elevato bend, che vuol dire inclinazione sull'asse di rollio, e quindi virata molto stretta. Ora in salita di nuovo, sempre nella formazione strettamente a rombo. Si allontanano un attimo, prendono velocità e quota di nuovo verso il centro della display, pronti per la quarta figura, che è l'inversione a colonna, tutti e quattro insieme. Di nuovo si spostano verso la nostra destra, avanti, su, pronti per l'inversione, in salita piano piano, pronti per l'inversione tutti insieme. Ora, la difficoltà di questa figura è proprio il ritrovare il giusto sincronismo fra tutti e quattro i piloti. Si avvicinano di nuovo al centro della display per effettuare di nuovo un looping. Via l'uno che parte, il secondo sulla scia del fumo del primo e successivamente gli altri due. Si chiama 8 lento perché qui la velocità è ben diversa dalla prima figura. Al massimo toccano i 100 km, 120 km orari. Piano piano, vedete come sono armoniosi e soprattutto molto molto silenziosi. Inversione a destra ora. Allora, nella formazione è da assicurare una tenuta di posto. E ritorniamo alla nostra figura, luci accese, fumi bianchi accesi, pronti per l'incrocio, via! E adesso seguiamo per ritornare di nuovo al centro della display ed incrociarsi di nuovo il 2 e il 4 nei confronti dell'1 e del 3. Pronti? 4, 3, 2, 1, incrocio di nuovo. Centro, fumi, giù a tutta velocità, poi di nuovo su in salita. Ora, 4, 3, 2, 1, spari! E questo perché si chiama apertura stessa. Non è perfetto. Eccoli. Con in sottofondo la musica del Can Can che vi saluta. Eccoli, guardate. Grazie a tutti, un salutone dal Pioneer Team e da me, Clara. Ciao a tutti! E mentre osserviamo il Pioneer Team davanti a noi con i fumi, ringraziamo Clara che sei stata estremamente precisa nelle tue spiegazioni. Iniziano, dopo che i Pioneer Team hanno lasciato il cielo di Jesolo,